Buonasera amici di Calcio Napoli 24 e ben ritrovati al consueto appuntamento con lo speciale calciomercato targato CN24 TV. Ovviamente potete seguirci come sempre sul canale 79 del digitale terrestre, ma potete farlo anche ovviamente attraverso il nostro canale YouTube. Come sempre mi raccomando, iscrivetevi, like alle nostre dirette, attivate la campanellina e soprattutto lasciate i vostri messaggi. Emanuele Bernardo in cabina di regia questa sera, non sono solo perché c'è lui, c'è proprio lui, c'è il ciuffo più bello di Calcio Napoli 24, Riccardo Catapano. Ciao Ricky. Ciao Ciro, buonasera, buonasera a te, buonasera Emanuele e a tutti i nostri telespettatori che come sempre ci possono seguire sul canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche sulla nostra pagina di YouTube e proprio lì andremo a leggere quelli che sono i loro commenti, le loro curiosità, le loro domande in questa giornata di doppia ufficialità per quanto riguarda il Sì. Napoli. Vado a memoria, anzi non ricordo probabilmente una giornata con due ufficializzazioni da parte del Napoli, prima Spinazzola, poi Rafa Marini, insomma un Napoli che corre sul mercato, anche perché da domani, a proposito di corsa, lo vediamo anche bene su questa tua polo che insomma raffigura Calcio Napoli 24, domani tra i monti di Di Maro la si vedrà spesso perché inizia il ritiro e tutta la nostra crew, la nostra equipe è proprio lì nei monti del Trentino, perché da domani vi racconteremo come ogni anno il ritiro di Maro in tutte le sue sfaccettature, a partire dal primissimo allenamento che sarà tra l'altro open, quindi già da domani basterà collegarvi su Calcio Napoli 24 TV per seguire il primo allenamento di Antonio Conte alla guida del Napoli. Bravissimo Ciro, subito ad inquadrare Eccolo questo che è il qua. nostro programma, il nostro palinsesto, e allora do a te la parola. E allora, questo è il palinsesto. Ovviamente non ci siamo fermati davanti a niente, ragazzi. La nostra squadra è partita questa mattina alla volta di Di Maro Folgarida con Manuel Guardasole, con Marco Lombardi, Lorenzo Sorianiello, con Riccardo Nicotra per quanto concerne invece i social, con ovviamente Ciro De Luca, nostro fotografo ufficiale, e con Vittorio Bernardo per la regia e le riprese. Andiamo a vedere quello che è il calendario, perché è ricchissimo, pieno di appuntamenti. Lo vedete, ci sarà anche ci sarà la presenza di Alici come prima, anche lui quest'anno insieme a noi, come ormai d'altronde accade da qualche anno a questa parte. Vi faccio vedere un po' di appuntamenti, perché questo sostanzialmente è il palinsesto che Calcio Napoli 24 ovviamente vi metterà a disposizione per l'intero ritiro. Si comincia domani subito con l'arrivo del Napoli dalle 12 alle 14 con CN24 live, collegamenti live ovviamente da Di Maro. Si attenderà l'arrivo del Napoli, poi dalle 17 alle 19:30 buon pomeriggio Di Maro, perché cari amici che ci state guardando, domani tutti su Calcio Napoli 24 TV e sul nostro canale YouTube, perché domani vedrete live in diretta gratuitamente il primo allenamento targato Antonio Conte nel ritiro di Di Maro. Ve lo trasmetteremo ovviamente live dal campo comunale di Carciato con le nostre telecamere, con i nostri inviati, con il commento ovviamente dei nostri inviati, e poi la sera si commenterà con lo speciale calciomercato con i collegamenti anche da Di Maro. Sostanzialmente questo è il primo giorno, via via ovviamente tutti gli appuntamenti che vi abbiamo ricordato anche nella giornata di ieri, e questa mattina l'ha fatto anche Vincenzo Grandino con Dino Viola nell'appuntamento con CN24 Live. Oltre ai collegamenti con il Trentino ci saranno tutti gli eventi che si svolgeranno tutti in piazza Madonna della Pace. Non si andrà più, invece, non ci si sposterà più per l'evento appunto legato ai 4 calciatori, in particolar modo che era di qualche chilometro più su, a Folgarida, ma lì ci sono sempre stati problemi di connessione. Quest'anno verrà tutto fatto in piazza Madonna della Pace. Ovviamente potrete seguire tutto il ritiro del Napoli di Di Maro, oltre agli allenamenti open che saranno consentiti, e per l'ingresso ovviamente delle nostre telecamere, quello che Napoli sostanzialmente concederà alle nostre telecamere. Domani allenamento open come detto, e poi via via nel corso delle varie giornate vi aggiorneremo.
un palinsesto ricco, ricco di avvenimenti, tante ovviamente notizie arriveranno, tanti calciatori arriveranno anche alla spicciolata e noi ovviamente con le nostre telecamere lo racconteremo a tutti gli amici a casa. Ci tengo a dirlo ancora una volta, in maniera del tutto gratuita su Calcionapoli 24 TV, canale 79 del digitale terrestre, oltre al nostro canale YouTube. Il nostro editore ovviamente ha fatto l'ulteriore investimento e ci ha mandato via in quel di Di Mauro Folgari. Esattamente, insomma, e questo poi sarà riportato anche per quanto riguarda Castel di Sangro, perché poi noi seguiremo anche il Assolutamente. secondo ritiro, quello di Castel di Sangro. Come sempre potete vedere tutto davvero in maniera gratuita su ormai tutte le piattaforme di Calcio Napoli 24, su YouTube, il canale 79, sul calcionapoli24.it, la nostra pagina Instagram, la pagina TikTok. Insomma, non avete davvero più scuse per non seguirci, perché c'è tanta curiosità di andare a vedere questi famigerati allenamenti, tra l'altro di Antonio Conte, quella che sarà una preparazione fisica che quasi tutti coloro che sono stati allenati da Conte l'hanno definita estenuante dal punto di vista proprio fisica. Ricordiamo Harry Kane che vomitava al Tottenham, tanto per dirne Sì, una. Ci sarà davvero tanta curiosità di capire come questo Napoli lavorerà, perché tra l'altro uno dei punti deboli, tra virgolette, dell'anno scorso fu proprio una partenza un pochino ad handicap causata da una preparazione fisica non del tutto ottimale quando c'era Rudy Garcia ad allenare il Napoli, e quindi anche quest'anno una nuova tipologia di allenamento per capire come andrà a lavorare lo staff di Antonio Conte. Poi ricordiamoci ci saranno anche gli amichevoli, quelle ovviamente noi non ve le potremo mostrare, ma ci saranno le live reaction, no? Tu che sei padrone di casa, a proposito di live reaction, noi come sempre seguiremo tutto dalle amichevoli, dalla Coppa Italia alla prima di campionato, quindi insomma, come sempre lo conoscete, il nostro modus operandi per quanto io riguarda sono il carico già seguire le pallettoni. partite. Non Lo vedo ti l'ora immagino, ti di, non immagino, vedo sì. l'ora di fare Napoli a Naune Val di Non. Soprattutto per ricordarti i nomi dei giocatori della Nauna, Bravo, immagino. esatto. Che ovviamente non ne Che- azzeccheremo manco uno, li chiameremo in altro nome, magari. Per numero li Esattamente, però chiameremo. ormai è una grande classica, insomma, l'apertura Sì, della stagione del Napoli è sempre contro la Naune, Val di Non, la prima amichevole che ovviamente noi vi racconteremo, e già a partire da domani pomeriggio, ci sarà il primo allenamento, quindi immagino che sì. la curiosità dei tanti tifosi del Napoli sia davvero altissima, e credo che tutti quanti saremo incollati ai canali di Calcio Napoli 24 per vedere proprio all'opera finalmente Antonio Conte, ma anche i primi due acquisti, vale a dire Leonardo Certo. Spinazzola e Rafa Marin, che saranno con il resto del gruppo, senza dimenticare che ci saranno comunque dei volti tra virgolette nuovi, come Elia Caprile, che è stato confermato e si giocherà il posto con Meret. Ci sarà ovviamente Folo Runcio, che in questa prima parte di ritiro non arriverà ancora a Di Maro, perché lui godrà ancora di qualche giorno in più Sì. di ferie, avendo disputato l'Europeo con l'Italia, ma poi anche lui sarà uno dei giocatori sicuramente maggiormente attenzionati dai tifosi del Napoli. Riccardo, oggi, come dicevi tu in apertura, è stata la giornata delle prime due ufficialità. La prima è stata il Napoli si sta sbizzarrendo. Devo essere sincero, mi piace questo modus operandi del Napoli che comincia pian pianino, magari con i rebus, a presentare i propri calciatori prima del comunicato ufficiale. L'ha fatto con Leonardo Sì, Spinazzola, l'ha fatto con Rafa Marin, poi è arrivato dopo quel rebus il comunicato del Napoli, il tweet di Aurelio De Laurentiis, benvenuto Leonardo, benvenuto Rafa, sono arrivati tutti e due, hanno anche rilasciato alcune dichiarazioni, partiamo proprio da Leonardo Spinazzola, queste sono quelle che tramite il proprio profilo Instagram ha dichiarato il giocatore ormai del Napoli ed ex Roma, onorato di entrare a far parte di questo grande club, pieno di motivazione, ambizione ed entusiasmo, non vedo l'ora di iniziare questa avventura con voi, ci vediamo presto, Yammia, dice Leonardo Spinazzola, che poi continua ai microfoni ufficiali del Napoli, ciao a tutti i tifosi, non vedo l'ora di vedervi allo stadio ed abbracciarvi, forza Napoli, eccolo qua, vi volevo salutare, non vedo l'ora di vedervi allo stadio, di vedervi in città ed abbracciarvi, vi mando un grande saluto ed un abbraccio, ciao e forza Napoli. Questo era appunto il nuovo esterno sinistro del Napoli, mentre Rafa Marin invece ha dichiarato tanta voglia di far bene. Questo è il messaggio appunto dello spagnolo che potete ovviamente vedere
sui nostri canali ufficiali, come state vedendo in questo momento anche attraverso Calcio Napoli 24, ovviamente Rafa Marin in spagnolo, quello che si è riusciti, no, un po' a fargli dire, no, Riccardo in Sì, italiano, visto che è sì. appena, Vabbè, ma lo appena arrivato. spagnolo lo mastichiamo, dai, lo capiamo qui a Napoli. Lo Eh, spagnolo, poi sono un paio di ma frasi abbastanza semplici. basta che ci aggiungiamo la Forza S. Napoli, sì, vabbè, la S, questo magari è lo spagnolo che parli tu, Ciro, non vado ovviamente a Io ho disquisire con fatto, te di ho questo. fatto 3 giorni a Barcellona, mi hanno capito tutti, Eh, quindi vuol dire che forse me la cavo. e forse te la cavi, buon per te, te la cavis, Me la immagino, cavo, con la S. certo. Te la cavos. Vabbè, ma tu ti fai Soprattutto capire quando ho da, chiesto da la tutti. sangria, quando ho chiesto la Eh. sangria senza i melocotonos. Ah, vedi, ma allora tu sei di casa, Eh, insomma, beh, sei, senza pesche, se no sei morivo. madrelingua iberico, bravo, bravo, bravo Ciro, non lo Sì, sapevo. esatto. Eh, no, perché sennò per via dell'allergia dopo mi dovevano portare in ospedalos, come si suol dire. Però, banda alle ciance, andiamo Appunto, avanti. evitiamo, Diventiamo bravo, seri. bravo, andiamo avanti, Bravo. va. Diventiamo seri, caro Riccardino, perché qui abbiamo detto di due giocatori che sono arrivati, che sono ovviamente Spinazzola e la Famarì, ma posso dire, piccola parentesi, lo dicevo anche ieri con Bruno, che Manna mi sta piacendo tantissimo. Ha fatto un colpo importantissimo con Rafa Marin, assicurandosi un ragazzo che qualora Real Madrid lo voglia appunto ricomprare perché c'ha appunto la recompra su di lui, Sì, potrebbe il Napoli ricavarci addirittura 70 milioni di euro. Quindi un colpo incredibile. Ma poi anche Leonardo Spinazzola, un calciatore che prima dell'infortunio era sulla cresta dell'onda, che nell'europeo che l'Italia ha vinto stava facendo davvero un qualcosa di incredibile, che dopo l'infortunio comunque diventa un giocatore e resta un giocatore importante nella Roma, ma che guadagnava 3,5 milioni di euro e viene a Napoli a 1,8. Anche in questo caso Manna ha fatto un capolavoro. Questo direttore sportivo sta lavorando veramente molto bene e a buongiorno ci arriviamo fra poco. Ti lascio prima commentare questo. sì, sì, no, il Napoli si sta muovendo molto, molto bene. Allora, Spinazzola, colpo avallato da Antonio Conte, ovviamente propedeutiche poi le visite mediche per capire l'integrità, ma non è che ci voleva tanto l'anno scorso. È vero, magari non ti regge una stagione da 50 partite Spinazzola. L'anno scorso ne ha disputate comunque 36 con la Roma, questo vuol dire che è Certo. un'alternativa in questo momento valida, magari non avrà la brillantezza dell'Europeo del 2021 dove, a mio modesto avviso, prima dell'infortunio al crociato era l'MVP dell'Europeo, non solo l'Italia, ma il miglior giocatore dell'Europeo fino a quel momento era stato sicuramente quello maggiormente decisivo, quindi colpo che per me, l'ho detto sin dal primo momento, per quanto possa valere il mio giudizio, colpo assolutamente positivo. Rafa Marini invece porta il nome proprio di Giovanni Manna, perché è stata un'operazione portata avanti e condotta proprio dal nuovo direttore sportivo del Napoli, che ha dei rapporti, tra l'altro, importanti anche con l'entourage e l'agenzia che cura gli interessi proprio del centrale iberico. Operazione secondo me da veramente con i fiocchi, perché a parte il fatto che classe 2002, questo che cosa vuol dire? Giovanissimo, entra in lista under, quindi non ti va neanche a occupare uno slot per quanto riguarda la lista degli over 22 e dei 17 che poi il Napoli dovrà consegnare all'inizio della stagione. Giocatore in rampa di lancio che praticamente è ambidestro, bravissimo sul lancio lungo, deve un po' velocizzare quello che invece è il proseggio stretto. Giovane, scuola Real Madrid, lo prendi praticamente a 12-13 milioni, se gliene aggiungi altri 10 l'anno prossimo, come dicevi tu, puoi andarlo addirittura a rivenderlo a 70 milioni. Se poi ci metti che anche Buongiorno avrà una clausola da 70 milioni, il Napoli è vero, sono giocatori che poi magari esplodono e te li possono portare via, però con 70 milioni un difensore, ricordiamoci, cioè Van Dijk è arrivato a quelle cifre, neanche Kim è stato venduto a quei livelli, quindi operazioni assolutamente ottime in questo momento al Napoli, mi sta piacendo come si sta muovendo il club azzurro, la velocità con la quale lo sta facendo, adesso andrà a puntellare il terzetto difensivo anche con Alessandro Buongiorno, tra l'altro le visite mediche ancora non è ufficiale, ma dovrebbero svolgersi venerdì mattina, poi sappiamo ci sono delle lungaggini burocratiche per quanto riguarda la stesura dei contratti in questo momento tra le due parti, ovviamente l'operazione è conclusa
e bisogna solo aspettare queste tempistiche burocratiche. Venerdì mattina dovrebbe sostenere le visite mediche, firmare il contratto con il Napoli, gli annunci e poi guadagnarsi anche lui qualche giorno di meritato riposo, di vacanza prima di raggiungere probabilmente per gli ultimi giorni di Di Maro poi la truppa partenopea di Antonio Conte o al più tardi all'inizio di Castel di Sangro. E concludiamo ovviamente dando quelli che sono i numeri, non perché siamo impazziti, ma perché giustamente il calciatore firma un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro, clausola rescissoria che si attiverà dal terzo anno, quindi dal 2027, e che è di 70 milioni di euro. Al Torino 35 milioni di base fissa più 3 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili. Totale 38 milioni di euro per avere questo giocatore, Alessandro Buongiorno, nel Napoli nella prossima stagione. Con Emanuele Bernardo, che ringraziamo sempre e come sempre, andiamo a vederci anche la grafica di Alessandro Buongiorno, che è appunto, come dicevamo, ormai prossimo. Venerdì visite mediche a Villa Stuart, poi continuerà la vacanza perché sostanzialmente lui ha vissuto l'europeo dell'Italia, quindi ha ancora diritto ad una decina di giorni di riposo e di conseguenza, come diceva Riccardo, potrebbe arrivare a Di Maro o molto probabilmente più a Castel di Sangro che a Di Sì, con Maro. tutta la Dipende da lui. truppa azzurra, tra l'altro, poi ci sono Di Lorenzo, Meret, Raspadori e Folorunscio, ci aggiunge anche Buongiorno, potrebbero arrivare chi il giorno prima, chi il giorno dopo, però più o meno le tempistiche saranno simili per tutti quanti loro. Chiedo ad Emanuele Bernardo se magari non è pronta la grafica, noi abbiamo un contributo, oggi a CN24 Mm. Live abbiamo raggiunto Benedetti, magari possiamo sentire, sì, ce l'abbiamo, perfetto. Allora, cosa abbiamo fatto? Con Vincenzo Grandino e Dino Viola siamo andati ad ascoltare lo scopritore di Alessandro Buongiorno che all'età di 7 anni, caro Riccardo, lo ha visto giocare una partitina, se n'è innamorato calcisticamente parlando, se l'è portato con sé ed è diventato l'Alessandro Buongiorno che conosciamo tutti. In nostra compagnia, per noi è un giorno speciale, particolare, è quello che precede le visite mediche di Alessandro Buongiorno con gli azzurri, un profilo, quello del difensore, che da molti viene definito come il miglior centrale in Italia, certo magari in buona compagnia con Bastoni o Scalvini, ma comunque di eccezionale livello, e ci farebbe molto piacere poter parlare di Alessandro Buongiorno assieme a chi ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, a cominciare proprio dal fatto di portarlo al Torino. Ecco, mister, partendo da lì, come avvennero i fatti? Ma allora, avvenne che Alessandro aveva 7 anni e come in qualsiasi città dove ci sono due squadre di Serie A come il Torino e la Juve, diciamo c'era concorrenza nel selezionarlo e nel portarlo il più in fretta possibile nella propria squadra. Alessandro ha iniziato a fare un allenamento, finito l'allenamento avvicinai i genitori chiedendogli la possibilità di poterlo prendere immediatamente. Solo che a quel punto Alessandro voleva rimanere con i suoi compagni di squadra. Allora ho detto di fare una prova di un paio di settimane per vedere se si sarebbe integrato, dopodiché avrei rispettato la volontà del ragazzo di rimanere con i suoi compagni. Però poi da lì ci fu una grande strategia di convincimento nel farlo innamorare del nostro ambiente, alla fine ce l'abbiamo fatta. 7 anni, mister. 7 anni, sì, aveva 7 anni. Come ha fatto, mister, a vedere in un bambino di 7 anni? No, allora, devo essere sincero, sarei ipocrita nel dire che a 7 anni si pensa già di un giocatore di Serie A. Era un giocatore sopra la media e aveva delle qualità caratteriali e strutturali che permetteva già una selezione importante. Poi da lì è cresciuto piano piano, però avere la bacchetta magica a 7 anni penso sia quasi impossibile. Mister, comunque le vanno fatti in ogni caso i complimenti, perché è chiaro, a 7 anni è impossibile anche pensare semplicemente questo ragazzo avrà un futuro da professionista. È un bambino, però se un bambino dimostra sì, delle qualità importanti è giusto andarci a puntare. Dino Viola.
Molti parlano diciamo, di Alessandro come un difensore vecchio stampo, nel senso che in marcatura Che gioca tantissimo. la notizia è quella, cioè mentre Sì. dal portiere si cerca il gioco coi piedi, in realtà il portiere dovrebbe parare, il difensore ora fa notizia perché marca, sembra strano, ma è uno di quei difensori, si può dire che diciamo, la marcatura a uomo, il gioco di anticipo e di fisico è una sua caratteristica principale. Allora sì, lui è nato, diciamo, come difensore centrale e io dico una delle sue doti è l'anticipo, però devo dire lui è cresciuto molto come giocatore e è diventato un difensore moderno perché comunque grazie a Juric l'ha costruito, l'ha migliorato e l'ha portato a diventare il classico giocatore che esce anche con palla al piede. E secondo me, per come lo conosco, ha ancora grandi margini di miglioramento che con Conte sbocceranno ancora di più. Infatti, mister, le possiamo dire che, insomma, anche in un po' di lavoro che abbiamo fatto, il fatto che ci fosse Conte al Napoli è stato forse l'elemento segnante nella scelta, perché Buongiorno aveva anche altre possibilità, poteva attendere, non so, che l'Inter vendesse qualcuno per andare a giocare la Champions con i campioni d'Italia, però quando poi è stato ufficializzato l'acquisto di Conte dal Napoli, lui non ha avuto dubbi, le stesse persone che magari lavorano insieme a lui ci hanno detto che è una garanzia. Cosa può migliorare Antonio Conte di Alessandro Buongiorno, secondo lei? Ma allora, intanto io penso che è vero diciamo, la scelta di Antonio Conte può essere stata determinante, però io penso che anche per un giocatore andare in una piazza come Napoli non penso sia da poco. Certo. Una piazza che ha voglia di riemergere dopo un'annata, diciamo, un po' in ombra. Il discorso di Conte sicuramente è un allenatore che penso che con il lavoro riesce a tirarsi fuori il massimo e poi, diciamo, ha le stesse caratteristiche un po' di Juric, dove l'aggressività è la sua caratteristica e lui sta proprio migliorando in questo. Un giocatore che anticipa, che pressa e poi imposta diventa un valore aggiunto per la squadra. Verissimo. Mister, ma ha avuto un contributo anche nella sua fede? Perché, altra notizia divertente degli ultimi giorni, pare che alla fine ci fosse anche la Juventus su Buongiorno e lui abbia detto tutto ok, però la Juventus onestamente non ce la faccio, non ce la posso fare, sono Granata, allora, guardi, nasco Granata e muoio Granata. Lo dice a un Granata che anche lui è cresciuto Esatto. sin dal settore giovanile. E quando nasci in un ambiente cresci con dei valori che veramente poi dopo andare dall'altra sponda come per qualsiasi giocatore Granata è veramente difficile, ma non tanto perché magari ce l'hai con la Juventus o ce l'hai col mondo juventino, ma quanto per il rispetto che hai verso i tifosi e verso i valori di quella società che ti hanno cresciuto. Dino, se non ci sono altre domande... Ma io volevo approfittare giusto per un paio di come ultima domanda, così giusto come riflessione generale, visto che stiamo parlando di un prodotto del vivaio, visto che stiamo parlando di un calciatore che ha confermato per i primi anni qui in Serie A quanto di buono ha fatto vedere da giovane, ecco, ci sono tanti talenti invece che questo step non lo superano, ovvero settore giovanile fatto in un certo modo, in un certo livello, e poi dopo un po' si perdono, un po' al primo contratto oneroso, insomma si perdono forse in non tante situazioni. Forse non ci arrivano, perché sembra quasi un imbuto, alla fine poi quando arriva alla primavera, poi dopo in pochissimi poi fanno il salto. E poi arriva la cartina tornasole, ovvero il fallimento della nazionale agli europei, e il discorso che sale a galla è sempre quello relativo ai settori giovanili. È giusto
individuare l'intoppo, l'ingorgo, quando la nazionale fallisce, è giusto individuare nei settori giovanili il problema principale? Allora, sicuramente nel settore giovanile va cambiata la mentalità, dove il risultato non è quello sul campo, ma è la formazione dei giocatori che tu hai in organico. Purtroppo oggi gli addetti ai lavori, mi riferisco agli allenatori, hanno troppa fretta di vincere e non di formare, e già lì il primo handicap che abbiamo. Poi c'è l'arrivo di tanti stranieri anche a livello giovanile, ovvero della primavera, dove purtroppo l'avvento di 6-7 stranieri in una primavera comunque ti toglie dello spazio per i giovani, di fare esperienza. Non dimentichiamo che un conto è fare la primavera, un conto è fare la prima squadra, il salto è veramente enorme. Ecco il perché la creazione di un Under 23 risulta fondamentale, o l'esperienza fatta in un campionato di Serie C risulta o di Serie B risulta determinante, perché anche lo stesso Buongiorno non è andato in prima squadra all'improvviso, ma ha fatto un percorso di crescita, è andato a Carpi, è andato, se non mi sbaglio, a Trapani, cioè Sì. è andato in piazze dove gli hanno permesso di assaggiare cosa voleva dire il mondo professionistico. Quindi lui piano piano è cresciuto e piano piano ha preso coscienza di un altro tipo di mentalità, di approccio anche al calcio del professionismo. Quindi ha avuto la possibilità di crescere, ha avuto la fortuna di avere dei maestri che lo hanno aspettato, perché se si ha via Malle ne nasce uno ogni 100 anni. Ci sono poi giocatori che hanno invece bisogno di fare le loro esperienze e poi di ritornare alla casa madre ed esplodere definitivamente. Questo è il percorso che anche all'epoca fatto dal sottoscritto, dove ho militato in squadre di Serie B e di Serie A e poi dopo sono ritornato a Torino. Quindi c'è bisogno di un percorso di crescita adatto al giocatore. Però è un percorso fatto di tanti step, a cominciare, come ho detto, dai pulcini e dagli esordienti e dalle giovanili, dove c'è bisogno di formare i giocatori e non di pensare solo e esclusivamente al risultato. Mister, salutiamoci con una battuta ringraziandola per la sua cordialità e gentilezza. In un'intervista ha dichiarato, quando salutò il Torino, saluto il Toro, ma non vado alla Juve. Se la chiamasse il Napoli? Come? Se la chiamasse il Napoli, cosa risponderebbe? Se chiamasse il Napoli, chi è? A lei, mister, quando lei ha detto non andrò alla Juve dopo aver salutato il Torino, la mia domanda ora è se la chiamasse il Napoli. Il Napoli è sempre il Napoli, è una squadra ambiziosa. Se fossi ancora giocatore ci andrei di corsa a Napoli. E come responsabile del settore giovanile? Come responsabile del settore giovanile diventerebbe dura, perché vuol dire ricominciare da capo un lavoro che comunque richiede almeno 4-5 anni di programmazione. Però la piazza sarebbe allettante, assolutamente. Bene così, la ringrazio mister, buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Ci ha fatto l'assist Vincenzo Cretendino con l'ultima domanda a Benedetti. Parleremo nel secondo blocco di trasmissione anche di alcuni giovani del Napoli, di alcuni giovani della Primavera e di alcuni che invece saranno aggregati ovviamente al gruppo che domani partirà per la volta del Trentino per Dimaro Folgarita, dove appunto ci sarà il ritiro del Napoli. Prima però voglio chiedere a Riccardo Catapano, che poi parliamo anche dell'attacco, questo giro di attaccanti, Morata che va al Milan, dovrebbe essere triennale per lui, che scatena appunto l'Atletico Madrid che vorrebbe prendere Kolo Muani dal PSG, con Victor Osimhen che quindi torna nuovamente in voga a Parigi sotto la Torre Eiffel, ma io ci voglio tornare a Parigi, piccolo inciso. E poi però c'è Riccardi, ma ci sta un giocatore che è stato accostato al Napoli, che è Serhou Guirassy. Ma che è successo? Cioè, pagata la clausola rescissoria dal Borussia Dortmund allo Stoccarda, 18 milioni di euro, e poi? Non ha superato le visite mediche, quindi in questo momento l'affare è in stand-by. Tra l'altro c'è stato anche un comunicato da parte
il Borussia Dortmund, riscontrati dei problemi al ginocchio, tutti abbastanza sorpresi, saranno fatti poi dei controlli ulteriori, approfonditi, ulteriori visite mediche per capire se l'operazione poi potrà effettivamente essere portata in porto oppure salterà e dovrà fare ritorno allo Stoccarda. Poi il calciatore, ricordiamo, una clausola rescissoria pagata proprio dal Borussia Dortmund. Lui è arrivato a una stagione strepitosa in termini di numeri e di gol, quindi da valutare. Dicevi bene, tra l'altro un profilo che era stato accostato anche al Napoli nei mesi scorsi, senza che però ci fossero ulteriori approfondimenti da parte del club partenopeo, che per quanto riguarda l'attaccante, insomma, sembra diretto verso altri lidi. Andiamoci a vedere la grafica di Romelu Lukaku, grazie a, a Emanuele, anzi Bernardo, perché Vittorio è in quel di Di Maro. Diamo gli aggiornamenti, eccolo qui, diamo gli aggiornamenti su Romelu Lukaku. Oggi Romelu Lukaku ha visto il comunicato di Spinazzola e ci è andato a mettere un bel like a quel comunicato, a quella foto appunto su Instagram, che prontamente abbiamo mostrato anche su calcionapoli24.it. Sostanzialmente la sostanza, scusate il gioco di parole, non cambia, perché il Napoli non può comprare il giocatore pagandolo 40 milioni di euro circa, garantendogli questo stipendio così alto da 12 milioni di euro. Solo il tempo ovviamente potrà convincere il Chelsea a cedere il giocatore in prestito, o quantomeno cercare, Riccardo, di abbassare le pretese. Però da quello che possiamo dire, forse da questo punto di vista ci possiamo esporre un po' dicendo che Romelu Lukaku è il prescelto per sostituire Victor Osimhen appena appunto il nigeriano lascerà Napoli. Sì, sì, assolutamente. La prima richiesta di Antonio Conte, il bomber belga, e poi vabbè, si fa mercato ai tempi di social, un like certe volte viene scambiato per una trattativa, o una tazzina di caffè con un cuore azzurro viene scambiato come un messaggio subliminale dell'arrivo di Hermoso a Napoli, quindi fa parte un Però pochino ci si mettono pure loro, però. no, ci ha messo un po' del suo, poi qualcuno l'ha tagliata ad hoc, mettiamola così, quell'immagine, ricordiamolo, era la foto per celebrare un'apertura di una caffetteria, la seconda tra l'altro di Mario Hermoso in quel di Madrid. Poi magari è anche una coincidenza il cuore azzurro, il caffè, magari vuole sperimentare il caffè napoletano e quindi qua troverà terreno fertile da quel punto di vista. Questo è poco ma sicuro. Poi magari ci arriviamo ad Hermoso. Torno a Luca. Riccardo, tu me lo ti vedo insegni. scalpitato. Sì, perché tu me lo insegni. Non si fa niente per senza niente. Quando si fa un gesto, lo si fa perché c'è Sì. l'intento di fare quel gesto. Quel caffè è magari qualche canzone dedicata, romantica, dedicata a qualche ragazza, piuttosto che qualche fotografia, no? Tu sei abituato. Una volta le cene e poi le canzoni dedicate e poi ci mettiamo pure un mazzo di fiori, è tesoro mio, però stiamo sempre a battere su quel tasto. Ma in Spagna che mi hai combinato? Mi sei tornato tutto... In Spagna mi sono divertito 3 giorni, ho bevuto sangria senza la melocotonos, perché sono allergico alle pesche. Vedi. Ma quante allergie c'hai? Pure tu, c'hai tutte e due. Pesche, albicocche, noci, arachidi, melone giallo, polvere, ai deficienti. Io sono allergico a tante cose. Vabbè, lì quello figurati. E purtroppo ce ne sono tantissimi. Come siamo finiti a parlare delle tue allergie partendo da Lukaku? Non lo so. Hermoso, dal caffè di Hermoso. Siamo dal caffè di Hermoso. Siamo finiti a parlare delle allergie di Ciro Novellino. Tornando a Lukaku, che era la domanda d'apertura, poi magari dopo parliamo anche di Mario Hermoso, perché è un altro obiettivo ovviamente poi andiamo anche molto concreto del Napoli. Sì, no, ti dicevo, Lukaku è assolutamente l'obiettivo numero 1 del Napoli, perché è stato richiesto da Antonio Conte. Tra l'altro ti aggiungo su Lukaku, tu giustamente dicevi poco fa, il Chelsea chiede 40 milioni, è ovviamente un colpo, questo sì, che deve prima aspettare la cessione di Victor Osimhen. Tra l'altro contatti sempre vivi tra il PSG e Victor Osimhen e l'entourage, che nelle ultime settimane hanno lavorato sotto traccia, ma vi confermo che Victor Osimhen è e resta assolutamente un obiettivo del PSG per la prossima stagione. In questo momento è il club in pole position, si parla anche dell'Arabia Saudita,
ma è un'opzione più C, nemmeno B, quella dell'Arabia Saudita ad oggi. Detto questo, per Romelu Lukaku, occhio che il Napoli potrebbe anche deciderlo di prendere a titolo definitivo, ma non a quelle cifre. 40 milioni il Napoli non ci arriva a Romelu Lukaku. Se il Chelsea dovesse aprire ad uno sconto 20, 25, massimo 30 milioni, il Napoli potrebbe pensare anche di prendere il calciatore a titolo definitivo, anche perché il prestito in questo momento non è visto di buon occhio, non tanto al calciatore ma dallo stesso Chelsea, che poi se lo ritroverebbe magari tra un anno in scadenza di contratto e quindi molto più complicato cederlo. Hai parlato di Victor Osimhen dicendo che il nigeriano ha come ipotesi C l'Arabia Saudita. Io ho una sorta di Sì. impressione. È come se si stesse aspettando questo 17 di luglio, non perché 17 è la disgrazia, ma perché 17 luglio è il giorno di apertura del calciomercato in Arabia Saudita. Potrebbe essere una chiave di lettura corretta. Intanto questa sera la firma di Lorenzo Sgarbi al Bari. Ah, importante, che tra l'altro insieme a Dobaretin, quindi doppio Baretin colpo. che ha firmato oggi, sì. Doppio colpo, insomma, continua il binomio Napoli-Bari. Non so quanto piaccia agli amici pugliesi dopo le dichiarazioni di Aurelio, la controrisposta di Luigi, insomma, conosciamo la situazione. No, tornando al discorso relativo agli attaccanti, all'Arabia Saudita, io credo che il Napoli, una volta che va a fare un rinnovo del genere a Victor Osimhen, a praticamente quasi 11 milioni netti, che con il decreto crescita salgono tra i 15 e i 16 milioni lordi a stagione, abbia avuto comunque la garanzia da parte di Osimhen e del procuratore che una soluzione si sarebbe alla fine trovata. Questo che cosa vuol dire? Hai tempo per portare le offerte dalla Premier, se il tuo sogno è la Premier, c'è il PSG. Guarda che poi se non arrivano queste offerte te la portiamo noi e ce l'abbiamo già da un anno, vale a dire quella dell'Arabia Saudita, e lì sei spalle al muro e la devi un po' accettare. Oppure qualcuno ha detto si andrà a rivisitare il contratto di Osimhen. Ma perché Osimhen dovrebbe rivisitare il contratto con il Napoli? Molti vedono anche queste, insomma, le dichiarazioni di ieri, il fatto che è arrivato tra i primissimi a Castelvolturno con la possibilità di restare. Io credo che sia davvero molto complicato che Victor possa restare a Napoli con l'ingaggio che percepisce per un'altra stagione. Conte ne sarebbe ovviamente felicissimo, questo è fuori di dubbio, però insomma lì bisognerebbe veramente andare a capire la questione relativa alle cifre, perché sarebbero, ripeto, all'ordo praticamente 16 milioni a stagione il Napoli dovrebbe versare nelle casse di Victor Osimhen. Qualcosa forse un po' troppo fuori budget in questo momento per un Napoli senza le coppe. Chiudiamo il discorso difesa e in particolar modo Rafa Marin, perché sono arrivate altre dichiarazioni di Rafa Marin sui social, Sì, in particolar modo. Eccolo qui, felice e orgoglioso di difendere questo grande club, grazie per l'accoglienza a tutti, Forza Napoli sempre. Ed arriva anche la nota ufficiale del Real Madrid, eccola qui. Real Madrid ed SSC Napoli hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del nostro giocatore Rafa Marin. È arrivato al Real Madrid nel 2016 all'età di 14 anni, ha giocato in tutte le categorie del nostro club fino a disputare 2 stagioni a Castiglia, la scorsa stagione 23-24, ceduto in prestito all'Alaves. Il Real Madrid desidera tanto sostenere la sua famiglia in questa nuova fase della sua vita. Questo è il comunicato ufficiale per quanto concerne l'arrivo appunto di Rafa Marin. In attesa di Emanuele Bernardo e del nostro ospite, andiamo a darvi anche una notizia. Eccola qua. Ve lo dicevo in precedenza, parliamo anche di giovani. Mi sono attivato un po' quest'oggi, Riccardo, mentre eravamo di turno e ci siamo dati un pochettino da fare tirando qualche notizia fuori. Davino sale in ritiro ovviamente con il Napoli allenato da Antonio Conte. C'è una novità, perché inizialmente si è sempre detto si va in ritiro, però poi andrà in prestito. In realtà, da quello che abbiamo appreso quest'oggi, il giocatore ha firmato, come sapete, ve l'abbiamo già raccontato qualche tempo fa, un triennale fino al 30 giugno del 2027. Antonio Conte lo valuterà in ritiro e non si esclude la possibilità che possa restare in organico per quanto concerne ovviamente la questione legata alla lista. Sarà quindi valutato, eventualmente si prenderà una decisione appunto sul suo futuro. Qualora dovesse andare a giocare, ci sono squadre di B
che lo vogliono, anche una che conosco bene, più appunto squadre di Serie C, come per esempio il Messina, che l'hanno richiesto. Comunque, l'entourage del giocatore, il Napoli, cercheranno ovviamente la migliore soluzione possibile per Luigi Davino, anche perché la volontà, Riccardo, è quella di fargli trovare un po' di spazio con continuità, in modo tale che il ragazzo possa ovviamente continuare il processo di crescita che lo scorso appunto anno, e ringrazio Emanuele Bernardo per la grafica, che ha cominciato lo scorso anno e che però lo ha visto protagonista sì in primavera, ma mai in prima squadra, se non con 15 panchine tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa. Quindi soltanto 15 presenze in panchina. Non c'è stato il debutto ufficiale per il giocatore, però un prospetto che verrà valutato come tanti, Riccardo, no? Ricordiamoli un po' tutti quelli che Antonio Conte andrà a valutare nel ritiro, partendo da Lindstrom e via tutti gli altri, e poi andiamo al telefono. Sì, sì, assolutamente. C'è anche da capire come il nuovo Napoli targato Conte andrà a lavorare in sinergia poi con col settore giovanile, che quest'anno vedrà Peppe Santoro come, diciamo, coordinatore affiancato a Gianluca Grava, e seppur inizialmente era un ruolo che forse qualcun altro avrebbe potuto ricoprire, alla fine la scelta di De Laurentiis è stata quella di affidare proprio all'esperienza di Giuseppe Santoro il tentativo di far rinascere in generale un settore giovanile che purtroppo negli ultimi anni ha vissuto più di delusioni che di soddisfazioni, e quindi anche questa è una curiosità del modus operandi di Antonio Conte. Detto questo, Davino, a me un po' dispiacerebbe se dovesse essere, tra virgolette, consentimi anche il termine, sacrificato per quanto riguarda le liste. Questi ragazzi hanno bisogno di giocare, non possono essere considerati come delle pedine per andare a riempire delle liste. Nella lista ci stai se il Napoli ci crede, può utilizzarti e può puntare su di te. Non so se Davino, a meno che non riuscirà, e ce lo auguriamo, a stregare Antonio Conte, possa poi trovare spazio in prima squadra. Io per questi calciatori, se la porta Napoli è chiusa, consiglio sempre un'esperienza che sia in C, che sia in B, a qualche club che magari tu conosci molto bene, e quindi come hai detto poco fa, e quindi vediamo, insomma, è ovvio che questi ragazzi vengono comunque premiati per il proprio lavoro, ad andare a fare il ritiro con la prima squadra, e lì si giocano le proprie chance. Insomma, lo stesso Folorunscio all'epoca, te lo ricordi, prima di passare al Bari, lo vedevamo Certo. comunque nei vari ritiri di Di Maro, ed era tra quelli che bene o male riusciva in qualche modo a far qualcosina in più rispetto agli altri. Poi abbiamo visto che la sua carriera, le esperienze prima al Bari, poi al Verona, lo hanno portato a guadagnarsi addirittura in europeo, e l'anno prossimo a giocarsi il posto al Napoli. Domani comincia il ritiro del Napoli a Di Maro, le nostre telecamere saranno lì, comincia la nuova era Antonio Conte, e noi di Antonio Conte non solo, ne andiamo a parlare con Massimiliano Esposito. Ciao Max! Ciao a tutti, buonasera. Ciao, buonasera e ben ritrovato. Max, ma Antonio Conte comincia la sua era, ha cominciato già questi giorni ovviamente di raduno a Castelvolturno con le visite mediche e quant'altro, ma da domani si comincia a fare sul serio il ritiro. Tu a bocce ferme, siamo ancora al 10 di luglio, che ti aspetti da Antonio Conte? Che sensazioni hai su questo Napoli targato Antonio Conte? Ma guarda, Antonio Conte sicuramente è un grandissimo, alla base è un grandissimo motivatore, pretende tanto dai giocatori, e quindi già questo è un punto importante per la rinascita di questo Napoli. Quest'anno passato è mancato un allenatore di carisma che si facesse rispettare appunto da tutto il gruppo, e i risultati si sono visti. Su questo Antonio Conte è una certezza, quindi ora dire che sarà un Napoli che lotterà già per lo scudetto la vedo un po' dura, ma sarà un Napoli che sicuramente farà un campionato molto diverso da quello che è stato quest'anno,
è un Napoli che secondo me si piacerà sicuramente tra le prime 3-4 posizioni, e poi Antonio Conte è una garanzia, basta vedere anche le dichiarazioni, se vogliamo, di Osimhen, che sembra riavvicinarsi, diciamo così, al Napoli proprio in virtù del fatto che ha capito l'importanza di avere come allenatore Antonio Conte. Riccardo. Voglio chiedere a Max, insomma, un'altra suggestione delle ultime ore per quanto riguarda il Napoli, adesso a prescindere da come finirà la questione di Lorenzo, seppur oggi c'è stato un altro comunicato di chiusura del caso da parte del Napoli, insomma, porta al nome di Federico Chiesa, che in molti hanno accostato alla Roma, sembra non trovare spazio nella Juventus di Thiago Motta, e Conte è uno degli estimatori di Federico Chiesa. È ovvio che però nel 3-4-2-1, 3-4-3 che sta andando a disegnare Antonio Conte al Napoli, lì davanti con Gonge e Politano la strada sembra chiusa. A questo punto voglio chiedere a Max, che insomma di chilometri sulla fascia ne ha percorsi, sarebbe una forzatura pensare a Federico Chiesa come esterno di una linea 4 di centrocampo, un po' esterno a doppia fase, ecco, a tutta fascia? Intanto partiamo dal presupposto che Antonio Conte conosce molto bene Chiesa e le sue caratteristiche. Poi è ovvio che Antonio Conte è etichettato con il 3-5-2, 3-4-1-2, poi puoi dire per i moduli, diciamo, che ha usato ultimamente. Però io credo anche che sia un allenatore abbastanza di ampie vedute. In questi anni ha fatto tanta esperienza, e non vedo perché non possa cambiare modulo in base a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che si ritroverà in rosa. Io uno come Chiesa lo prenderei subito, perché anche in questa nazionale che diciamo così ci ha deluso tantissimo, l'unico che cercava di saltare l'uomo, creare la superiorità numerica e impensierire la linea difensiva avversaria era proprio lui. Sarà perché erano anche le mie caratteristiche, ma io un giocatore così lo prenderei sempre, ne prenderei anche 11 volendo, perché l'importanza di creare la superiorità numerica nel calcio è altissima. Quindi io mi auguro che possa venire a Napoli, che possa più che altro stare bene, perché sappiamo gli infortuni che comunque ha avuto questo ragazzo, come li ha avuti Spinazzola. Quindi diciamo l'augurio è quello di vederli eventualmente entrambi in campo a lungo, perché sono due giocatori sicuramente di altissimo livello. Max, hai detto di Federico Chiesa, della superiorità numerica, dall'altro lato ce n'è un altro di giocatore che nel Napoli già porta la maglia 77 sulle spalle, ma che però tentenna un po', perché ovviamente cerca il prolungamento del contratto, chiede di guadagnare più soldi ed ha un'offerta del Paris Saint-Germain che è comunque molto importante. Secondo te, come andrà a finire con Kvara Kvaratskhelia? Potrebbe essere l'offerta del Paris Saint-Germain un modo per stanare il Napoli e chiedere più soldi? Potrebbe essere fatemi passare il termine, il giochino che è stato fatto da Di Lorenzo, e adesso è ritornato tutto alla normalità, perché gli è stato ritoccato il contratto, e quindi la stessa cosa la sta facendo giustamente anche Kvaratskhelia. Sono tutti allarmi che secondo me alla fine, come è successo con Di Lorenzo, poi dopo rientrano, anche perché credo che uno come Antonio Conte, prima di ovviamente firmare il contratto con il Napoli, abbia voluto delle garanzie. Voglio dire, avere la garanzia della permanenza a Napoli dello stesso Di Lorenzo, di Kvaratskhelia, ma anche dello stesso
Osimhen e di altre pedine importanti per questo Napoli, sia stato, diciamo, un passo fondamentale di Antonio Conte per firmare il contratto. Quindi sono tutte cose sono tutti allarmi, ripeto, che rientreranno sicuramente, e adesso con l'inizio della stagione sicuramente parleremo di altro, di campo, e ecco, la curiosità a questo punto sarà quella di capire ovviamente poi con che modulo giocherà Antonio Conte. Riccardo, hai un'ultima curiosità per Max? No, voglio chiedere a Max a proposito di attaccanti, insomma, abbiamo parlato di Victor Osimhen. Quando si fa il nome di Lukaku, la piazza sembra un po' spaccata, c'è chi dà fiducia ad Antonio Conte, chi invece considera Lukaku un giocatore sul viale del tramonto, a prescindere dai nomi. Voglio chiedere a Max se il nome del belga lui lo ritiene, non dico idoneo, ma comunque il nome più importante in questo momento per la sostituzione di Victor. Allora, semmai dovesse partire Victor, è ovvio che se Antonio Conte ha richiesto Lukaku è perché conosce il ragazzo, conosce le sue qualità, e sicuramente sa quello che può dare. È ovvio che se dovesse arrivare Lukaku, arriva un giocatore che deve riprendersi da stagioni deludenti. In questo caso qua Antonio Conte diventerebbe una pedina fondamentale, perché è un motivatore, oltretutto già lo conosce. La piazza di Napoli, se inizia a fare bene, sappiamo quanto importante può essere per l'entusiasmo e l'autostima di un calciatore, quindi ma anche per quelle che sono le caratteristiche del giocatore, potrebbe diventare un sostituto giusto per Osimhen. Detto ciò, mi auguro che da quelle poche parole che sono venute fuori da Osimhen si convinca e resti a Napoli almeno per un altro anno, perché è ovvio che se bisogna fare una scelta tra i due, preferisco rimanere su Victor. Grazie Max. Grazie a voi, buona serata. Un saluto e un ringraziamento a Massimiliano Esposito, Napoli che lavora anche alle cessioni, dopo ovviamente le entrate di Rafa Marin, di Spinazzola. Il Napoli appunto cerca di piazzare anche un po' i suoi giovani. Matteo Marchisano, classe 2004, che lo scorso anno è stato in prestito al Prosesto e al Potenza, è uno di questi. Infatti abbiamo lavorato anche per quanto riguarda il futuro di questo centrocampista, che ha rinnovato anche lui il contratto fino al 2027, prolungando più che altro il contratto, sfruttando il diritto di opzione, ecco, per essere più precisi, che il Napoli aveva sul contratto del ragazzo. Su di lui ci sono tanti club di Serie C. Inizialmente sembrava potesse partire anche lui per il ritiro di Di Maro, in realtà non salirà Di Maro Folgarida, verrà subito ceduto. Ci sono diversi club di C, c'è la Cavese, c'è il Messina, c'è l'Arzignano, ma c'è anche un club allenato da Paolo Cannavaro, il club allenato da Paolo Cannavaro, che lo conosce bene, della Pro Vercelli, che potrebbe spuntarla un po' su tutti. Quindi Matteo Marchisano potrebbe finire appunto alla Pro Vercelli. Da Marchisano ad un altro giovane della Napoli, stiamo parlando di Esposito, Mattia Esposito, difensore centrale di altissimo, di 1,93 m, classe 2006. Anche lui ha avuto delle richieste, tra l'altro mi hanno raccontato, caro Riccardo, che nelle richieste per Davino alcuni club di Serie C hanno anche provato a chiedere proprio Mattia Esposito in prestito, solo che il Napoli ha deciso di tenerselo in organico per la primavera del prossimo anno, quindi non partirà.
Una di queste, te lo dico fuori dai denti, è il Messina, che ci ha provato a Vedi. prendere. Messina che vorrebbe tutti e tre, uno dei tre, sia Ah, Marchisano, Davino ed Esposito, però il Napoli ha deciso di non cedere il ragazzo, classe 2006, difensore centrale, di tenerlo un altro anno in organico e poi eventualmente pensare di cederlo la prossima stagione. Chiusa la parentesi per quanto riguarda i giovani, c'è Leonardo Scarico che ti chiede qualcosa del quale stavi parlando in precedenza, te la faccio adesso la domanda, ed è su Hermoso, perché poi non abbiamo dato più aggiornamenti riguardo Mario Hermoso e ti lascio ovviamente la parola per poterli dare. allora, prima di andare su Mario Hermoso abbiamo un altro aggiornamento che arriva dal nostro Bruno Galvan che dobbiamo dare Bene, perché questa mattina è rimbalzata anche la voce di un possibile interessamento del Napoli per Kostic in uscita sì. dalla Juventus. Da fonti vicine alla società in questo momento non ci confermano nessun interessamento per il Mm. laterale serbo, calciatore sicuramente talentuoso, dalla carriera importante, seppur l'ultima stagione è un rendimento sotto le aspettative. Il Napoli però in questo momento non segue un profilo come quello di Kostic, quindi almeno per oggi è da depennare questo profilo per quanto riguarda la pista azzurra. Per quanto riguarda Mario Emre Hermoso, Can invece, invece sì, Emre Can come ci diceva Bruno invece c'è, Emre Can quantomeno piace. è ovvio che, no, ma anche lo stesso Kostic piace, però ad oggi non è un obiettivo, cioè sono calciatori forti che però ad oggi non risultano essere degli obiettivi. Il Napoli a centrocampo, sì, per Emre Can è un altro calciatore che piace. Noi tra l'altro abbiamo sentito anche i colleghi dalla Germania, della Bild, che hanno riportato dell'interessamento del Napoli, però ci hanno detto, sì ragazzi, però occhio che questo all'ordo di contratto guadagna quasi 10 milioni. E quindi va da capire pure lì che se non c'è un'uscita importante a centrocampo, difficile il Napoli possa pensare a un profilo come Emre Can per la mediana. Poi è normale, il calciatore è forte, piace, però da qui a dire che il Napoli possa iniziare una trattativa ce ne passa. La trattativa invece è assolutamente in piedi e va avanti per quanto riguarda Mario Hermoso. I problemi delle commissioni sono stati ampiamente superati già qualche settimana fa. La situazione è più o meno sempre la stessa che vi stiamo raccontando da marzo, quando uscì il nome di Mario Hermoso, e noi sentimmo anche in diretta la gente del calciatore, vale a dire le richieste di ingaggio, perché essendo un parametro zero è normale che vada a chiedere delle cifre importanti. Inizialmente chiedeva 6 milioni, ed è una cifra che ha spaventato anche l'Inter, poi questi 6 milioni sono diminuiti a 5 e in questo momento non sembra concedere un ulteriore sconto Mario Hermoso. Il Napoli ha 3,5 più bonus per arrivare a 4 milioni, si può ragionare su quelle cifre, dei bonus ulteriori sulle presenze, magari un bonus alla firma, seppur De Laurentiis da questo punto di vista non è molto avvezzo a concedere dei bonus alla firma. È un nome comunque caldo, è una trattativa in piedi, ci sono delle offerte anche tra l'altro dalla Turchia, il Besiktas però è stata in questo momento declinata, tra l'altro Besiktas che è andato a prendere Ciro Immobile dalla Lazio per Ciro una cifra Immobile, vicina sì. a 3 milioni, la chiusura è davvero ad un passo. Ci sono le sirene arabe che però in questo momento non convincono molto Mario Hermoso. La fortuna, tra virgolette, del Napoli è che sì, ci sono degli interessamenti, ma una proposta concreta come quella del Napoli da parte di altre squadre ancora non è arrivata a Mario Hermoso, e quindi il Napoli è, diciamo, confident, restando in termini inglesi, che alla fine una quadra si possa trovare e che Mario Hermoso possa abbassare definitivamente queste pretese e firmare con il Napoli. Vedremo, sono comunque degli aggiornamenti che vi daremo anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno decisivi. Insomma, il Napoli entro la fine di questa settimana vorrebbe una risposta definitiva da parte del calciatore. Grazie Ricky. Grazie a te Ciro, grazie ad Emanuele, grazie ovviamente a tutti i nostri telespettatori. Vi ricordo che da domani inizia il ritiro del Napoli, perché dalla Esatto. mattina a CN24 Live vi mostreremo l'arrivo degli azzurri in quel di Di Maro e poi il pomeriggio, eccolo qua, prontamente inquadrato, dalle 17 giusto fino alle 19 in Sì, sì. diretta, gratis, su tutte le nostre piattaforme, il primo allenamento del Napoli di Antonio Conte. Più di questo, ragazzi miei, non sappiamo più che offrirvi. Se volete una cena con Ciro Novellino a base di A sangria disposizione. senza Sangria melocotone, però. senza melocotonos. Esatto, bravissimo. Grazie Ricky, ciao, buona serata, un saluto e Ciao un Ciro, ringraziamento a buona serata a Riccardo. te.
a Riccardo Catapano, un ringraziamento e un saluto va a tutti quanti voi che ci avete seguito al canale 79 del Digitale Terrestre, a tutti quanti voi che ci avete seguito sul nostro canale YouTube. Non mi resta che abbracciarvi in maniera circolare tutti quanti, lo sapete quanto vi voglio bene. Un ringraziamento va ad Emanuele Bernardo in cabina di regia, da Ciro Novellino è tutto. Mi raccomando, restate sintonizzati su Calcio Napoli 24 TV. Ciao!